Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa nuova esplorazione approfondita. Allora, oggi partiamo con una premessa un po' particolare. Molto particolare, direi. Ciao a tutti. Cosa succede quando la mente iperrazionale di un ingegnere della NASA, cioè uno abituato a calcolare al millimetro i protocolli di sopravvivenza spaziale, decide di applicare quello stesso rigore a uno dei campi più caotici e spesso derisi in assoluto, ovvero i fenomeni UFO? È un bel salto nel vuoto, fondamentalmente. Assolutamente. E voglio chiarire subito una cosa a chi ci ascolta. Oggi non siamo qui per dare la caccia agli alieni o per validare strane teorie del complotto. La nostra missione in questa esplorazione è decostruire un affascinante cambio di paradigma, metodologico. Esatto, non ci interessa il sensazionalismo. Analizzeremo i documenti biografici e operativi di John F. Schuessler. L'uomo che praticamente ha preso una materia dominata da aneddoti sfuggenti e l'ha trasformata in un'indagine ingegneristica, basata su dati fisici, termodinamica e procedure standardizzate. E guarda, per capire questo metodo di Schuessler bisogna prima capire da dove proviene la sua forma mentis. I materiali che abbiamo consultato ci mostrano un professionista che entra nell'industria aerospaziale nel 1962. Quindi siamo in piena guerra fredda e corsa allo spazio, giusto? Pienissima, un'epoca in cui ogni singola anomalia nei cieli veniva scrutata con un sospetto enorme. E lui inizia a interessarsi agli UFO intorno al 1965, proprio mentre lavorava per colossi come McDonnell Douglas e Boeing. Diciamo le fondamenta dell'aerospaziale moderno. Certo, ha partecipato a programmi titanici, Mercury, Gemini, Skylab. Fino allo Space Shuttle e alla Stazione Spaziale Internazionale, se non sbaglio. Proprio così. E sai, la mentalità che sviluppi in quell'ambiente non contempla la fede o la credenza personale. Contempla esclusivamente una cosa, ovvero la misurazione dei dati e la gestione del rischio estremo. E c'è un dettaglio nei documenti che mi ha colpito tantissimo e che chiarisce questa sua mentalità. Ha ricevuto la medaglia al servizio pubblico della NASA. E sai per cosa? Per il laboratorio di addestramento in assetto di galleggiamento neutro, sì. Esatto. Cioè, parliamo di una vasca immensa, da 6 milioni di galloni d'acqua, per simulare la microgravità. Voglio dire, se gestisci una cosa del genere, devi calcolare ogni singola variabile, la sicurezza, l'attrito, il supporto vitale. Non costruisci solo una piscina gigante, insomma. No, devi prevedere le alterazioni termiche, la biomeccanica del corpo umano. È un po' come, non so, è come chiedere a un ingegnere di Formula 1 di esaminare un incidente d'auto. Non guarderà solo la vernice graffiata. Andrà a cercare le forze cinetiche e i guasti meccanici. Calza perfettamente come analogia. E come si applica questo agli UFO? Si applica perché quell'esperienza nel galleggiamento neutro è la vera chiave di lettura. Nello spazio l'ambiente è attivamente letale e forze come il vuoto o le radiazioni sono invisibili. Chiaro. L'unico modo che un ingegnere ha per monitorare la situazione è misurare gli effetti di quelle forze invisibili sui sistemi meccanici o biologici. E Schuessler ha preso questa esatta architettura mentale e l'ha sovrapposta all'ufologia. Ha smesso di ascoltare i racconti emotivi, in pratica. Esatto. Mentre gli altri raccoglievano storie spettacolari sulle lucine nel cielo, lui cercava l'impronta fisica. Se un oggetto solido emette energia, l'aria, il suolo, l'elettronica delle auto e persino la pelle dei testimoni diventano i veri strumenti di misurazione. È una prospettiva che mi ricorda moltissimo la radioastronomia. Voglio dire, gli astrofisici non possono vedere fisicamente un buco nero in modo diretto, ne dimostrano l'esistenza misurando come la sua gravità deforma lo spazio circostante. È un paragone azzeccatissimo. Grazie. Cioè, Schuessler usava i testimoni umani e l'ambiente come quel sensore passivo. Se l'UFO è il buco nero invisibile, l'automobile che si spegne misteriosamente è la deformazione misurabile dello spazio. E questa idea prende forma operativa quando cofonda il gruppo VISIT a Houston. L'acronimo sta per Vehicle Internal Systems Investigative Team. Squadra investigativa sui sistemi interni dei veicoli. Già il nome dice tutto. Sì, un focus specifico sugli effetti elettromagnetici. Motori spenti, cruscotti deformati, radio mute. Se un'auto si ferma vicino a un avvistamento, loro non scrivono semplicemente il motore si è spento. Vanno a smontare il motore, immagino. Smontano l'alternatore, cercano segni di fusione nei circuiti, cercano di calcolare l'intensità dell'onda elettromagnetica necessaria per causare quel guasto. È pura indagine ingegneristica. E questo livello di dettaglio tecnico richiede, per forza di cose, un set di dati enorme.
che ci porta al suo catalogo del 1996, gli effetti fisiologici umani correlati agli UFO. Le cifre nei documenti sono notevoli. Molto notevoli, sì. È stato citato persino dalla Defense Intelligence Agency. Pazzesco. Raccoglie 356 casi documentati. Ci sono 129 apparenti rapimenti, ma anche 77 effetti elettromagnetici, paralisi, lesioni oculari, ustioni. Però guarda, qui devo fare la parte dello scettico. Vai, sono pronta! Raccogliere dati dal 1873 al 1994, mettendo insieme epoche storiche così diverse, con diagnostiche mediche inesistenti all'inizio e avanzate alla fine, non c'è il rischio enorme di creare un minestrone di dati poco affidabili. È un'obiezione validissima. È il primo ostacolo per qualsiasi analista. Ma la genialità dell'approccio di Schussler sta nell'uso del rapporto segnale-rumore. Spiegami un po' come funziona in questo contesto. Allora, nell'elaborazione dei segnali aerospaziali devi filtrare il rumore per trovare il segnale vero. Qui il rumore è l'interpretazione culturale dell'epoca. Un agricoltore dell'Ottocento parlerà di demoni o carri di fuoco, mentre un pilota degli anni 90 parlerà di velivoli sperimentali. Certo, cambiano le parole. Ma il segnale, e questo è il punto, il segnale è la reazione fisiologica involontaria. L'anatomia umana e le leggi della fisica non sono cambiate dal 1873 a oggi. Ok, sto iniziando a capire. Se analizziamo l'esposizione alle radiazioni a microonde, oggi sappiamo che causano riscaldamento dei tessuti, bruciori intensi, secchezza oculare. E quindi se un tizio con la carrozza nel XIX secolo descrive esattamente gli stessi sintomi fisici di un radarista degli anni '80 esposto a un guasto, l'anacronismo stesso diventa la prova della genuinità del dato. Proprio così. Schussler cercava un pattern tecnologico e termodinamico, fregandosene del contesto narrativo. Che mentalità incredibile. E tutto questo metodo trova il suo vero stress test investigativo nel celebre caso Cash Landrum, giusto? Assolutamente. Questo caso è lo zenith della sua applicazione metodologica, un vero thriller tecnologico. La dinamica, leggendo i documenti, è impressionante. Siamo in Texas, fine dicembre 1980. Betty Cash, l'amica Vicky e il nipotino Colby sono in auto su una strada boscosa. In mezzo al nulla praticamente. E si trovano bloccati da un oggetto a forma di rombo sospeso a bassa quota. Emette fiamme verso il basso. E la termodinamica di questa scena è brutale. L'oggetto genera un calore così intenso che toccare la maniglia dell'auto è doloroso. Si parla addirittura di un'impronta della mano fusa nel cruscotto. È un evento fisico estremo. E ci sono i danni fisiologici. Betty Cash riporta ustioni gravi, perdita di capelli a chiazze, nausea. Sintomi che urlano sindrome acuta da radiazioni. Esatto. Questo è il momento in cui l'ufologia smette di essere un avvistamento suggestivo e diventa un incidente di tipo HAZMAT, materiali pericolosi. E Schussler tratta la scena come il luogo dello schianto di un aereo sperimentale. Fa le domande giuste da ingegnere. Che tipo di radiazione causa queste ustioni? E calcola i picchi di temperatura dalla plastica fusa. So che ha pubblicato un libro di 300 pagine solo su questo caso nel 98. Un'analisi clinica e logistica di una freddezza impressionante. Tratta i testimoni come vittime di un'esposizione non schermata. E ci fu persino una causa civile contro il governo americano per i danni fisici, anche se poi fu respinta. Sì, respinta nell'86 credo, perché non riuscirono a provare la responsabilità diretta di un'agenzia specifica. Però aspetta, c'è un elemento logistico in questo caso che cambia completamente le carte in tavola. E gli elicotteri militari? Esatto. I testimoni riferiscono all'arrivo di 23 enormi elicotteri militari a doppio rotore, i Chinook, che circondano l'oggetto. Ora, se Schussler è un maestro della logistica, come fa un'operazione con 23 elicotteri da trasporto pesante in territorio americano a sfuggire ai registri? Hanno rotte, carburante, manutenzione. Il suo metodo ha fallito qui. Guarda, è un'osservazione molto acuta. Colpisce uno dei limiti strutturali della ricerca civile. Schussler ha effettivamente setacciato i registri di volo locali, ha analizzato i consumi di carburante previsti per uno squadrone simile. E non ha trovato nulla? Ufficialmente nulla. Ma il fatto che non abbia trovato un riscontro documentale, per lui non era un fallimento. Rivelava la natura del sistema. Se 23 elicotteri operano senza lasciare traccia nei registri ordinari, significa che l'operazione è altamente compartimentalizzata. Ah,
quindi un vuoto nei dati che diventa esso stesso un dato. Precisamente. Per Schutlessler l'assenza del piano di volo non invalidava l'impronta fusa sul cruscotto, indicava solo che il livello di secretazione militare era altissimo, proporzionale alla tecnologia che stavano scortando. Affascinante. Non un evento mistico, ma un'operazione governativa fisica. Però questo scontro con la logistica militare ci porta all'evoluzione successiva del suo lavoro, perché analizzare un singolo caso, per quanto drammatico, non basta. Certo che non basta. Serve un'infrastruttura di livello industriale per raccogliere questi dati su scala globale. E qui vediamo l'eredità che ha lasciato al MUFON. E parliamo del 1969, quando fonda il Midwest UFO Network, che poi diventa il MUFON. Prima di lui era letteralmente il Far West. Ricercatori isolati, appunti su quaderni e mezzi distrutti, metodologie arbitrarie. Nessuna standardizzazione. E lui, nel 71, pubblica il primo manuale per investigatori sul campo. Introduce il concetto della catena di custodia delle prove. Come nelle indagini forensi. Certo. Ha portato il rigore aerospaziale alla gente comune. Ha fornito moduli unificati. Non potevi più scrivere semplicemente c'era un buco nel terreno. Dovevi annotare la composizione chimica del suolo, i livelli di radioattività, l'umidità atmosferica. Sostituisce l'emotività soggettiva con metriche oggettive. E poi, negli anni 2000, porta tutto questo nell'era digitale. Le fonti parlano del progetto Pandora nel 2006 e del sistema informatizzato di gestione dei casi. Ma voglio dire, non era solo per avere dei PDF ordinati, vero? Assolutamente no. Un database del genere agisce come un algoritmo di scrematura feroce. Come un setaccio. Esatto. Quando entra una segnalazione, il sistema la incrocia immediatamente con i registri astronomici, esclude satelliti, meteore, lanci militari noti o voli commerciali. Roba che prima richiedeva settimane di telefonate, ora è automatizzata. E se il caso sopravvive a questo primo filtro, subentra l'analisi della deviazione standard. Cioè? In parole semplici. Se 3 testimoni che non si conoscono affatto, da angolazioni geografiche diverse, inseriscono nel sistema descrizioni cinetiche che convergono matematicamente sullo stesso punto nel cielo, il caso acquista una validità statistica altissima. Che bellezza! Non si chiedevano più è un'astronave aliena. Si chiedevano i dati superano i parametri convenzionali con probabilità statistica. Ha creato un'infrastruttura per l'ignoto. È proprio questo il suo lascito. Non aver risolto il mistero in sé, ma aver lasciato un archivio accessibile e documentale, investigabile usando la tolleranza zero per le vaghezze. E questo, avviandoci verso la sintesi finale di questa nostra esplorazione, altera profondamente la nostra percezione delle zone d'ombra della ricerca. Ha dimostrato che anche gli argomenti più speculativi devono essere affrontati con rigore e attenzione agli effetti fisici. Sono d'accordo. È una grande lezione sull'importanza della raccolta dati oggettiva. E a proposito di questi enormi archivi digitali, Schussler ha impiegato decenni a catalogare firme termiche radianti, interferenze sui circuiti e danni fisiologici legati a propulsioni sconosciute. Un database di effetti collaterali incredibile. Esatto, e questo ci porta a un pensiero provocatorio finale, da lasciare a chi ci ascolta. Ora che questi archivi esistono e sono strutturati, la vera domanda è un'altra. Quanti dei brevetti aerospaziali all'avanguardia o dei salti tecnologici che vediamo emergere silenziosamente oggi nell'industria potrebbero essere nati in realtà non da un lampo di genio in laboratorio, ma dall'osservazione misurata e metodica di quei danni fisici ed elettromagnetici che lui aveva così meticolosamente catalogato? È un interrogativo fantastico. Ti fa guardare all'innovazione tecnologica sotto una luce completamente diversa, direi quasi retroattiva. Davvero. Bene, direi che per oggi ci fermiamo qui. Un grandissimo ringraziamento a tutti gli ascoltatori per essere stati con noi in questo viaggio tra i documenti e la mentalità ingegneristica. Alla prossima esplorazione!